Allora, siamo con Vincenzo Valente, allenatore dello Stintino. Oggi è arrivata la quinta vittoria in campionato, un 5-1 che non ammette repliche e la classifica inizia anche a farsi molto interessante. Che partita ha visto lei, mister? Ma io avevo già parlato con i giocatori e gli avevo detto che secondo me queste partite sono molto difficili se si affrontano in una certa maniera, con poca attenzione, poca determinazione. Infatti al primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, pur segnando, però poi alla ripresa ho cambiato due giocatori e cambiato un po' la situazione. Loro hanno pareggiato, siamo riusciti a far gol in un momento importante, il 2-1 con Sasso e poi il 3-1 con Valente, lì hanno accusato il colpo e la partita era praticamente finita. Tant'è vero che poi non c'è più stato partita, fatta anche il quarto e il quinto. Senta mister, oggi quello che è emerso proprio in maniera forte e decisa è stato il carattere della squadra dopo aver subito il pareggio. Forse è quello che magari è mancato qualche volta l'anno scorso in alcune partite. Io sono dall'inizio del campionato che cerchiamo di curare questo particolare, cioè che naturalmente bisogna essere preparati, perché si spera di fare partite facili, perché facciamo degli ottimi allenamenti dove tutti si impegnano allo stremo. Però è mancato in alcune partite caratterialmente questa sfumatura. È una sfumatura che stiamo cercando di curare, perché avendo una squadra di questo genere dove ci sono alcune personalità importanti, se non si ha una forte personalità per poter giocare, per risolvere queste partite, che la maggior parte di queste partite vengono risolte dalle personalità, oggi Sasso, Corvia, è importante questa sfumatura del carattere per cercare di affrontare bene tutte le partite. Certo. Mister, l'ultima domanda. Lei ha parlato di personalità di spicco che allena da quest'anno. Volevo chiederle di Curbia, insomma, un giocatore di esperienza, un giocatore che fa gol. L'anno scorso è mancato l'attaccante, diciamo, come lui, quest'anno è arrivato e lei sarà sicuramente soddisfatto. Volevo sapere che cosa ha dato di più alla sua squadra. Ma con la società abbiamo analizzato a fine campionato, e ringrazio perché mi hanno confermato, comunque abbiamo analizzato dove erano i punti di dove servivano i giocatori. Abbiamo identificato come l'attacco, infatti nell'attacco siamo rinforzati, abbiamo preso un attaccante forte, Corbia, che l'anno scorso ha fatto un sacco di gol, poi è una vita che gioca, quindi qua è di spessore, veramente di spessore, perché oltre a far gol dà personalità all'attacco soprattutto. E poi abbiamo identificato il punto del centrocampo dove c'è stato un acquisto importante, che è stato quello di Mario Sasso. Ecco, abbiamo coperto questi due ruoli importanti con l'aggiunta di qualche altro giocatore, tipo Visu e qualcun altro che è arrivato, e due ottimi fuori quota in attacco. Ecco, lì siamo andati a toccare punti importanti e forse è per questo che la squadra sta dando quello che sta dando adesso. Anche se ancora non abbiamo fatto nulla perché siamo a 5-6 partite. Va bene, grazie a Vincenzo Valente Grazie a e voi. in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie.